Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, lunedì 11 settembre. Oggi, lunedì 11 settembre, l'Ufficio Sport del Comune di Chioggia, punto di riferimento per le associazioni sportive, riaprirà i battenti dopo una chiusura durata troppo a lungo. Molte sono le attività che cadranno in capo all'ufficio che ha sede a Palazzo Morari e che si occupa della promozione delle pratiche sportive motorie attraverso una serie di attività che riguardano gli impianti sportivi comunali. Inoltre gestisce l'assegnazione alle associazioni del territorio delle palestre di pertinenza delle scuole in orario extrascolastico, curandone anche gli aspetti contabili. L'ufficio collabora poi con le scuole ed il CONI e partecipa e attua progetti di promozione sportiva proposti da enti sovracomunali, cura l'organizzazione degli eventi a carattere sportivo della città ed eroga alle società contributi a sostegno delle attività sportive. L'assessore allo sport del Comune di Chioggia, Daniele Tiozzo Brasiola, ha dichiarato che l'amministrazione continuerà ad investire nelle strutture esistenti e nella progettazione di nuove aree dedicate allo sport, convinti comunque del fatto che sia la rete tra associazioni a fare la differenza e a creare opportunità irraggiungibili diversamente. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ieri mattina, domenica 10 settembre, Chioggia Azzurra ha voluto raccontare un evento importante per il Veneto, soprattutto in quanto coinvolge più comuni in un'unica grande manifestazione. Si è trattato di Riviera Fiorita, che noi abbiamo ripreso sul tratto che passa per Fosso d'Artico, ma che coinvolge anche Stra, cui si riuniscono i rematori e il corteo parte, Vigonovo, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta, dove il corteo si chiude. La prima edizione dell'evento risale al 1977, quando la floridezza economica dell'area ha permesso di riconsiderare il territorio, incluso il Brenta e le ville che vi si affacciano, e con questo si iniziò a recuperare anche il paesaggio e le tradizioni. La manifestazione Riviera Fiorita rievoca il passaggio del re di Francia Enrico III, avvenuto nel 1574, durante il quale il re aveva manifestato apprezzamenti per quest'angolo di terraferma nel veneziano, come la manifestazione rievoca i fasti e la presenza della nobiltà veneziana che lungo il corso del Brenta aveva pensato alla propria villeggiatura. Come allora, la seconda domenica di settembre si assiste al passaggio del corteo acqueo, con imbarcazioni storiche tipiche della regata di Venezia, animata da figuranti abbigliati con i costumi dell'epoca. Il corteo è seguito dalle imbarcazioni di rappresentanza delle società remiere, con relativa premiazione a Malcontenta, punto d'arrivo del corteo. Quest'anno le remiere di Chioggia non erano presenti, sarebbe stato bello vedere anche le nostre imbarcazioni tra le tante altre. Passato il corteo, a Fossò si è tenuta la rivisitazione della nomina di un cavaliere, tra figuranti e pubblico incuriosito. Degno di nota il fatto che chi ha tenuto le veci della regina nelle rivisitazioni è un chioggiotto, Lucio Gianni, ex assessore della provincia di Venezia, ora città metropolitana. Oktoberfest in Osteria. Osteria Veneta a Chioggia. Dal 13 al 17 settembre arriva la birra delle Sette Sorelle da Monaco di Baviera. Cucina tipica della festa della birra più grande del mondo, con gli stinchi, i pretzel, i canederli e i krauti con la salsiccia. Osteria Veneta, via Brondolo 21 Chioggia. Power by Lovenbrau Beer e Comunion Bevande. Si è conclusa ieri la prima festa della birra a Corte Salasco, Lupoliamo in Corte. I saluti istituzionali sono stati portati dal Presidente del Consiglio cittadino Beniamino Boscolo Capon e dal Vice Sindaco Daniele Tiozzo Brasiola.
Questi ha espresso orgoglio perché Corte Salasco sia diventata così viva in così poco tempo dall'insediamento dell'amministrazione Armelau, in quanto la situazione che stavano passando le associazioni che avevano vinto il bando per poter usufruire degli spazi era ingarbugliata nelle maglie della burocrazia. È servito molto impegno da parte degli uffici, ma si è riusciti in tempi relativamente brevi a disincagliare la situazione, facendo sì che Corte Salasco dimostri di essere viva e partecipata. Questi ultimi 3 giorni hanno visto lo svolgersi della prima edizione della Festa della Birra Lupoliamo in Corte, un'occasione buona per festeggiare e per rendere ancor più viva la comunità. L'augurio è che questa sia la prima di molte altre feste che verranno. Partitona oggi? No, è stata una partita intensa, noi siamo partiti forti, siamo riusciti ad avere il doppio vantaggio e per cui il primo tempo siamo riusciti a gestirlo bene, il secondo tempo il Treviso ci ha messo in difficoltà, abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo avuto anche le opportunità per chiudere la gara, non lo abbiamo fatto e quando succede così con una squadra forte come il Treviso puoi anche soffrire fino alla fine. È stato anche complicato, insomma, anche perché dal punto di vista fisico, essendo la prima partita di campionato, i giocatori sono arrivati un po' stanchi verso la fine della partita, insomma, anche per questo. È chiaro che poi quando giochi subito così una partita, fra virgolette, così intensa, la prima di calendario, è normale che ne possiamo anche risentire. Aveva preparato così la partita, nel senso cercando di mettere subito in difficoltà, di premere sull'acceleratore dai primi minuti? Direi di sì, noi abbiamo cercato di aprire Mauri a sinistra, lui il primo tempo è stato molto pericoloso, ha messo in grande difficoltà il suo marcatore e ci ha dato delle opportunità importanti che noi siamo riusciti a sfruttare subito. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Si è svolta ieri a Chioggia, località sottomarina, la 21esima edizione del Triathlon Sprint Città di Chioggia, valevole come tappa Coppa Veneto 2023 e gara di campionato nazionale Triathlon Sprint ASI. Si tratta di una delle iniziative sportive più rappresentative del territorio, ha detto il vice sindaco, assessore allo sport Daniele Tiozzo Brasiola. Ampia la partecipazione degli atleti e del loro entourage, tantissimi gli amici di chi era in gara a fare un tifo sfegatato. 2 gli aspetti quindi dell'evento, quello sportivo e quello di promozione del territorio. Chioggia Azzurra ha assistito all'arrivo della terza e ultima tranche di gara, la corsa. Prima gli atleti hanno dovuto affrontare la prova di nuoto con 750 metri di bracciate e poi di ciclismo, 21 km su percorso cittadino ripetuto 3 volte. La corsa è consistita in 5 km sull'area tra Lungomare, Viale Mediterraneo e Via Cristoforo Colombo. Una gara coinvolgente che si ripeterà quasi certamente anche il prossimo anno. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.
Sono ripresi i mercatini dell'antiquariato che si svolgono le seconde domeniche del mese, tanto afflusso di pubblico soprattutto la mattina in questa stagione quando il pomeriggio è ancora deputato alla spiaggia, approfittando delle temperature che si stanno mantenendo gradevoli. La curiosità del pubblico è tanta in quanto si possono trovare cose inusuali ma che furono d'uso comune ai tempi dei nostri nonni e bisnonni. Ed è curioso portare i bambini per spiegare loro cosa veniva adoperato non tanti anni fa nella vita quotidiana. Prossimo appuntamento per il mercatino dell'antiquariato di Chioggia la seconda domenica di ottobre. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 11 settembre, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo anche di consultare il nuovo sito www.chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Quest'anno alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.